Buongiorno a tutti, questa è la fornace abbandonata di Lughignana. Mi era stato detto che non era possibile visitarla, ma ovviamente, per fortuna, è un'informazione sbagliata. È possibile visitarla, poi onestamente non so cosa troveremo al suo interno. Lì c'è una casetta, forse era del direttore, vai a saperlo. Comunque il luogo è qui e come potete vedere non c'è rete, non c'è recinzione, si entra camminando normalmente e quindi, visto che si entra camminando normalmente, io sono entrato camminando normalmente. Ecco qua, guardate, qui ci sono i binari. Sì, per carità, diciamo che non c'è moltissimo qui dentro da visitare, però questo è quello che resta di una fornace abbandonata. Cosa si produceva qui, onestamente, guardate, non ve lo so dire. Ci sono alcune volte che sono preparatissimo sui luoghi, altre un po' meno, questa volta un po' meno. Qui sono dei pantaloni e della carta, quindi qui è venuto qualcuno a fare i suoi bisogni, si presume, e a spaccare bottiglie, a ammazzare famiglia. Allora, attraversiamo i binari. E allora, vediamo qui di passare, perché sembra un passaggio agevole, ma c'ho anche lo zaino io. Sapete cosa vi dico? Allora, che apro la porta. Comunque sono in compagnia, come potete vedere. Ci sono mio figlio grande con i suoi amici. Allora, cosa vi posso dire? Vi posso dire che questo qui sopra è Eternit innanzitutto. Prima cosa. Questo dovrebbe essere Eternit. Ok, oggi sono venuto un po' più elegante del solito perché sono andato all'Open Day della caserma Patussi a Tricesimo, Udine. Quindi vorrei cercare di non distruggere i miei vestiti più belli. Mamma mia ragazzi, colombi e tonnellate di guano, e sicuramente ci saranno anche colombi morti da qualche parte. Eccone lì uno. Mattoni forati. Qui siamo in strada. Guardate cosa ci sono, tutte le centraline, lì siamo in strada, incredibile. Qui sono tutte le centraline elettriche. E qui dentro cosa c'è? Sì, tutto bloccato. Ecco qua. Ah, ma si va dall'altra parte. Ah, qua ci manca una portella. Ci passo? No, perché fa da ridere, ma anche no. Io sono gigantesco. Questi luoghi sono stati costruiti 70-80 anni fa. 70-80 anni fa la gente era molto più piccola di adesso e anche molto più magra. Qui hanno fatto dei falò. Qui ci sono ancora dei binari. Qui hanno fatto delle panche. Cos'è? Delle panche. Questi erano dei forni, credo, dove cucinavano. Mi viene da pensare che fossero dei forni. Però vi ripeto, io entro dappertutto, lo sapete come sono. Non ho paura di niente e di nessuno, o quasi. Però non posso sapere tutto di tutti i posti che
che visito. Guardate qui per esempio, sono gli immobili da cucina, dei frighi, delle lavatrici. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ci sono dei mobili. Per me qui, quella bambina è anche, sembra anche nuovo. No, qui sapete cosa? Qualcuno ha buttato via i mobili vecchi di casa. Perché chiamare Veritas e pagare se l'azienda della nettezza urbana quando si possono abbandonare in un luogo abbandonato? Una vergogna, è classico italiano. Puoi risparmiare cosa? 100 euro? Anzi, vi dirò che i mobili, vorrei ricordare, che da casa vengono a ritirarli gratuitamente, basta che non glieli date tutti insieme, gli date 1 o 2 mobili ogni volta. Io avevo un divano, un tavolo, delle sedie, una volta ho dato il divano, una volta ho dato una poltrona, una volta ho dato il tavolo e le sedie, sono venuti 3 volte, 3 settimane, gratis. Cerchiamo di non inquinare per il cavolo. Guardate qua immondizia, guardate qua che roba, guardate qua, guardate che roba, guardate che roba. Allora, qui cosa c'è? Mattoni. Ma dove cavolo sono finito? Questo è un altro capannone, non so dove ero prima, no. Questo è chiuso, quindi mi tocca tornare indietro e uscire dall'altra parte, o c'è un buco qui? No, non c'è un buco qui. Qui devo tornare indietro perché volevo visitare la villa. Io la chiamo la villa dei direttori, vai a sapere di chi era quella villa. Vediamo se si apre questa porta. Ne dubito fortemente che si apra. Proviamo a spingere. No, non si apre. Non si apre. Qui ci sono parecchi buchi sul tetto, però alcuni sono stati riparati con l'ondulato trasparente, però a me sembra che l'ondulato normale sia Eternit, non vorrei sbagliarmi, però potrebbe essere Eternit. E questo cos'è? Ecco cosa cuocevano, mattoni, facevano mattoni. Probabilmente questa è una parte piccola della produzione, vedete che sono imballati. Eh sì, queste invece sembrano traversine dei treni e sono pericolosissime. Le traversine dei treni, quelle vecchie in legno, sono pericolosissime perché per impermeabilizzarle veniva utilizzato un prodotto che conteneva cianuro. E poi qualche genio, cosa pensava di fare? Di bruciarle per fare un falò, una grigliata con le traversine dei treni, e bruciandole queste traversine sprigionavano di nuovo il cianuro. Quindi provate a pensare, respirare quel fumo e mangiare quella grigliata, cioè parliamo di morire, ragazzi, parliamo di morire. Ovviamente non tutti sanno queste cose, perché non tutti sanno queste cose, però se ci si informa, se si legge, si riesce a imparare tante cose. Poi, come vi dico sempre, si è ignoranti in tante materie. Oggi ho fatto un giro in elicottero e ho chiesto a uno della società che faceva fare i giri in elicottero la velocità, come funzionava, e mi ha spiegato tante cose che domani non mi ricorderò più probabilmente. Però mi sono tolto lo sfizio di sapere delle cose. Cioè, quanti di noi hanno a casa, non so, dico io cosa può essere, quanti di noi hanno a casa un router per il computer e hanno anche quel piccolo dispositivo a fianco per la fibra che sembra un mini router. Quanta gente sa come funzionano questi dispositivi? Cioè, capite cosa intendo dire? Ce li abbiamo a casa, ma non sappiamo come funzionano.
E non potrebbe essere altrimenti, nessuno di noi può sapere tutto. Se sapessimo come funziona tutto quello che abbiamo a casa, e che cavolo, sapremo tutto, saremmo di tuttologi. Allora io sono tornato qui, dove ero prima. C'è una scala, non l'avevo vista. C'è una scala, non l'avevo vista. Attenzione, attenzione. Avevo guardato bene gli altri due cunicoli, gli altri due tunnel, ma questo no. Qui c'è una scala, sembra molto solida in ferro e non sembra neanche arrugginita. Per la verità ha i pioli molto piccoli, ma molto piccoli. Allora sapete cosa faccio? Tengo pila e telecamera con una sola mano. Vabbè, comunque non ci siamo persi molto, eh. No, volendo si può camminare qui sopra, ma cosa volete che ci sia? Cosa volete che ci sia? Un morto? Questo io sono convintissimo che sia Eternit. Ne sono proprio convinto. Poi qualcuno di voi che vede il mio video mi dirà no, guarda, non è Eternit, ma io ne sono convinto. Allora, datemi tempo per tornare giù, perché andando su i pioli piccoli non davano problemi, ma tornando giù è molto più complicato e inizia a vibrare tutto. Bene, fatto questo, andiamo a vedere la villa dei direttori, la chiamiamo così, poi magari si scopre che sono gli uffici e non c'entra niente nella villa nei direttori, però in molte fabbriche, soprattutto degli anni 20-30, all'interno o all'esterno, subito fuori la fabbrica, esistevano le ville dei direttori. Non vedo grosse possibilità di entrare in questa villa, no, perché da di là, dall'altro ingresso, sembrava che l'ingresso fosse di qua, ma di qua non c'è. Adesso andiamo dall'altra parte e vediamo. Se riusciamo, entriamo, se non riusciamo, non entriamo. Scusatemi, devo spegnere il telefono perché mi sono dimenticato di spegnere la suoneria. Se qualcuno mi chiama, mi rovina il video. Detto questo, questo era un uccello, sembrava abbastanza grosso sul tetto. Sì, è un uccello sul tetto di lamiera. Mamma mia, oh. È inquietante sto uccello, è scatenato. Io non trovo più mio figlio. Sì, è maggiorenne, non è un bambino. No, però vedete, non si entra, non c'è modo di entrare, è tutto chiuso, Peccato, la villa dei direttori, come la chiamo io, non è visitabile, peccato. Però vabbè, la visita principale era la fornace. La fornace l'abbiamo visitata tutta. Però scusatemi, dov'è la ciminiera? Perché volevo vedere. Allora, da fuori Dov'è? Dov'è la ciminiera? No, sti uccelli sono scatenati, prima non c'erano. Non ho capito dov'è la ciminiera. Che l'ho vista di qua. Allora aspettate. Sapete cosa faccio? Qui manca il tetto, quindi teoricamente io se vado qui dovrei vedere la ciminiera. Qui c'è Eternit rotto. No, scusatemi, non voglio respirare polvere di Eternit.
non mi sembra proprio il caso. Perché ho visto che la ciminiera indicativamente è qui avanti 50 metri in questa direzione, però non vedo dove si appoggia, dove vado ad appoggiarsi. E qui c'è un'altra scala, una rampa. Ci sono già passato qui, ma non avevo fatto caso a sta rampa perché ero concentrato più su quello che mi stava davanti. Ma a me pare di aver visitato tutto. A me pare di aver visitato tutto. Fammi vedere sta scala dove porta. Sta scala porta al nulla, perché non c'è nulla. E la ciminiera, fammi vedere. Qui il tetto è bucato, però non mi avvicino all'Eternit e magari riesco a vedere. Allora, passiamo. Porca miseria, è un mistero. Va bene, io penso che si possa bastare. Vi ho fatto visitare anche questa fornace di Lughignano, provincia di Treviso. Siamo sul Sile, perché qui c'è il Sile, dietro la fabbrica. Cosa vi posso dire? Il luogo è sicuramente molto suggestivo per delle foto. Non è più di tanto pericoloso, salvo, ripeto, l'Eternit. Io vi saluto. Da Lughignano è tutto. Buona giornata.